a cura del Conservatorio Scontrino. Si terrà a Custonaci giovedì 24 gennaio a partire dalle 17:30 presso la sala conferenze Solina Quartana il convegno dal titolo Il voto di scambio nel sistema politico mafioso, la lezione di Paolo Borsellino. Vediamo il servizio. L'iniziativa si aprirà con i saluti di Fabrizio Fonte, presidente Centro Studi Dino Grammatico, e del sindaco di Custonaci, Giuseppe Biga. All'incontro interverranno l'avvocato Antonina Pipitone, il procuratore aggiunto del Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello, e Leonardo Agueci, già procuratore aggiunto del Tribunale di Palermo. Modererà la giornalista Elvira Torranova. Il Centro Studi Dino Grammatico, a distanza di pochi giorni dall'annuale anniversario, ha voluto, in collaborazione con l'Osservatorio per la Legalità e l'Ordine degli Avvocati di Trapani, organizzare una tavola rotonda dal tema Il voto di scambio nel sistema politico-mafioso, la lezione di Paolo Borsellino, con chiaro riferimento al celebre intervento di Bassano del Grappa del 26 gennaio del 1989. Borsellino è da sempre un punto di riferimento nelle attività del Centro Studi Dino Grammatico. Non a caso ogni anno, il 19 luglio, data dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, viene svolta una manifestazione dal titolo In memoria di Paolo, coinvolgendo in particolare le nuove generazioni. Mentre a settembre viene consegnato il premio per la cultura della legalità ad uno siciliano o una siciliana che si siano contraddistinti per il suo impegno antimafia.